Coldiretti si prepara a vivere il proprio villaggio straordinario in quel di Venezia, ma in queste ore il presidente nazionale Ettore Prandini era a Treviso. Il Teatro Mario Dal Monaco ha ospitato a Treviso l'Assemblea regionale di Coldiretti, come sempre momento di confronto e attenzione verso le battaglie che Coldiretti sta portando avanti. Sicuramente Bruxelles come l'epicentro di un'attenzione che ci dovrà riguardare in termini di strategia nella difesa del valore dell'agroalimentare italiano, delle nostre DOP, nella difesa di quelli che sono quei prodotti che ci hanno sempre caratterizzato e che noi oggi utilizziamo anche un po' come ambasciatori nel mondo. Pensiamo solo al rischio che il settore vitivinicolo potrebbe correre con una forma di etichettatura dove si dice che nuoce gravemente alla salute. La nostra sfida invece è quella che i consumatori e i cittadini abbiano una corretta informazione sulle quantità in termini di somministrazione che possono utilizzare e senza nessuna forma di demonizzazione di nessuna filiera produttiva. Una strategia a lungo raggio che non lascia indietro nessuno, tanti temi come i codici doganali che permettono di importare falsi made in Italy e poi il tema della reciprocità. Le regole imposte alle imprese agricole italiane devono valere anche rispetto a tutto ciò che noi andiamo a importare. Diversamente si tratta di una forma di concorrenza sleale che va a svilire il lavoro dei nostri agricoltori e noi riteniamo che l'Europa non può essere più un luogo in cui queste cose vengono assecondate a favore di poche multinazionali che cercano sempre di più di globalizzare quello che è il sistema produttivo dell'agroalimentare. Noi vogliamo difendere le imprese, le industrie, le cooperative italiane, ma soprattutto il lavoro degli agricoltori italiani con quella trasparenza che deve essere data alle nostre filiere. Fondamentale quindi mettere il settore primario al centro delle attenzioni della comunità. Le priorità sono essenzialmente quelle di riuscire a fare il reddito per le nostre aziende. Questo però richiede una serie di interventi, di misure, tra cui una è sicuramente la lotta e la gestione di una fauna selvatica sempre più impattante, sempre più pesante e che comporta non solo danni diretti ai nostri produttori con sottrazione di fatturato, ma anche indiretti alla società per quanto riguarda tutto quel danno che crea l'infrastruttura di carattere irriguo, idraulico e che quando purtroppo gli eventi climatici diventano anche impattanti diventano un problema di tutta un'intera comunità. E sempre il Veneto sarà teatro del villaggio Coldiretti che si terrà proprio a Venezia dal 28 al 30 giugno. Sarà una vetrina straordinaria dove le nostre aziende avranno modo di presentarsi, di raccontarsi, di far conoscere i propri prodotti straordinari, le nostre eccellenze della marca trevigiana in un panorama fantastico, in un ambiente esclusivo come quello di Venezia dove tanti turisti avranno l'occasione di conoscere quali siano le tante specialità che abbiamo non solo a Treviso, nel Veneto e nell'Italia.